Conosci la storia della Marrabecca? No? Te la racconto io. La Marrabecca è una creatura misteriosa e affascinante del folklore siciliano, giunta a noi grazie ai racconti che ci hanno tramandato i cantori della Sicilia. Si tratta di uno spirito malizioso e inquietante che vive nei pozzi e nelle cisterne d'acqua. Si dice che la Marrabecca ami nascondersi nell'oscurità, aspettando che qualche curioso si avvicini troppo al bordo del pozzo per poi trascinarlo giù con sé. Questa leggenda serviva a mettere in guardia i bambini dal pericolo di avvicinarsi ai pozzi, che in passato erano una presenza costante all'interno dei cortili delle case. Ci sono diverse versioni della storia. Alcuni dicono che la Marrabecca sia uno spirito tormentato, magari è l'anima di una persona che ha subito una morte violenta. Altri credono che sia una sorta di creatura mostruosa, con poteri sovrannaturali. In ogni caso, la sua leggenda è una parte affascinante della Sicilia, terra piena di mistero e di fascino oscuro. Quindi, la prossima volta che vedrai un vecchio pozzo, ricordati della Marrabecca e stai attento a non avvicinarti troppo al suo bordo. Se ti è piaciuta la storia della Marrabecca, seguimi, così potrai ascoltare le prossime storie che narrerò. Ciao!